Oggi andremo alla scoperta di Falcade e Arabba. Ben trovati amici viaggiatori, sempre alla scoperta di quelle che sono le località più belle vicino a casa nostra. Sapete, in questo periodo noi siamo negli studi di Telechiara per proporvi ogni settimana una o più località per quelle che possono essere le vostre escursioni fuori porta oppure le ultime settimane bianche. Permettetemi, in questa puntata, lo vedete qui in questo monitor, avete visto nelle ultime settimane abbiamo rinnovato tutta la nostra veste grafica. Permettetemi di salutare e di ringraziare Simone Lotto che da molti anni, praticamente da quando siamo nati, cura tutte le novità e gli aggiornamenti per quanto ci riguarda, per quanto riguarda appunto la nostra veste grafica. E permettetemi in questa puntata anche di ringraziare tutti i tecnici di Telechiara che fanno sì che da più di 400 puntate noi puntualmente tutte le settimane andiamo in onda. Ma bando alle ciance, sapete, in queste puntate che realizziamo a Padova ogni tanto perdo qualche secondo per fare quei ringraziamenti che durante l'anno non riesco mai a fare, quindi perdonatemi questa piccola parentesi. Come dicevamo, provincia di Belluno questa settimana a Viaggiando, tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Sapete, io a Falcade ci sono stato una sola volta, però è un luogo veramente unico e magico. Iniziamo a parlare di questo meraviglioso comprensorio con Fulvio Costa, presidente del consorzio sciistico Tre Valli, per presentare appunto dal punto di vista impiantistico questo meraviglioso comprensorio. Buongiorno a tutti, io sono il direttore del consorzio Tre Valli. Moina, San Pellegrino e Falcade sono le tre località principali di questa schiarea che comprende 27 impianti di risalita e circa un centinaio di chilometri di piste. Dicevamo allora il Falcade, Moena e naturalmente San Pellegrino. Sì, partiamo subito direi da Falcade, che è il centro veneto della nostra schiarea. Per arrivare al passo San Pellegrino il collegamento è sci ai piedi e qui troviamo subito 18 impianti e circa una sessantina di chilometri di piste. Il Col Margherita è il punto più alto della schiera, a 2513 metri, dove praticamente c'è il confine tra Veneto e Trentino. Una delle particolarità appunto della nostra schiera è questa. Poi da San Pellegrino possiamo prendere un comodo skibus, un collegamento skibus che ci porta alla partenza di Ronchi a Moina per visitare l'altra parte della schiera dove ci sono altri 8 impianti e circa una quarantina di chilometri di pista. Io ho sentito parlare del Giro dell'Amore, una cosa del genere. Sì, lo ski tour dell'amore che ormai da 3 anni impazza qui nel nostro comprensorio e devo dire che da una idea del Dolomiti Superski a valorizzare lo ski tour di ogni comprensorio. Voi sapete che i comprensori del Superski sono 12, il nostro è il numero 11. Il Superski voleva appunto valorizzare anche gli altri ski tour oltre a Sella Ronda e dare così un nome, un tema a tutti questi ski tour. Noi abbiamo scelto l'amore. Perché? Perché pensiamo che in questi stupendi panorami che abbiamo qui in queste zone ci si innamori, oltre che dello sport che è lo sci, ma anche dei panorami, delle piste bellissime, dell'ospitalità che la gente trova qui. Amore anche per le famiglie che qui trovano una giusta dimensione di rilassamento. I bambini hanno l'opportunità di giocare nei kindergarten o baby club, come vogliamo chiamarli, che le scuole sci hanno approntato sia a Falcade sia a San Pellegrino che a Moina all'Alpelusia e quindi pensiamo che nel nostro comprensorio il tema amore sia proprio un tema ad hoc. Quindi amore per gli innamorati, amore per le famiglie, amore un po' in senso molto aperto, e questa è veramente una cosa bellissima e naturalmente ci si deve innamorare, ci si innamora
di un panorama mozzafiato quando si arriva ad esempio in un posto come questo, alle nostre spalle la Marmolada, un panorama veramente meraviglioso. Sì, è vero, qui siamo a 2300 metri circa, a Cima Pradasso, all'arrivo della seconda seggiovia di Falcade. Abbiamo un contorno a 360 gradi che è stupendo, perché alla nostra, cioè di fronte noi ci troviamo le tre cime Folcobon, il Mulas, per poi parlare del Montagnard che sembra una punta di diamante, il Civetta, il Pelmo, la Marmolada, e da qui si vede anche il Sorapis, che è o Sorapies come dir si voglia, che è una montagna che è sopra Cortina, quindi un panorama esclusivo. Un panorama veramente meraviglioso. E il direttore, io naturalmente la ringrazio, e noi a questo punto iniziamo la scoperta di questo meraviglioso comprensorio sciistico. E visto che questa per me è la prima sciata, ho pensato bene di prendere una lezione per vedere se mi ricordo ancora di sciare. Qui a fianco a me il direttore della scuola sci e snowboard Falcade, Fulvio Balt, al quale vorrei iniziare una chiacchierata parlando di sicurezza. Negli ultimi anni si è parlato moltissimo di sicurezza e di nuovi regolamenti. Vogliamo aggiornare i nostri telespettatori quali sono le nuove normative che sono entrate in vigore con questa stagione? Ecco, diciamo che la novità più importante di questa stagione è la nuova legge sulla sicurezza, che prevede l'obbligatorietà del casco a partire dal 31 di dicembre per i bambini minori di 14 anni. Qui c'è stata una deroga, però se non erro. Sì, c'è stata una deroga perché spettava alle regioni demandare questo regolamento, e è stata prorogata quindi alla prossima primavera 2005. Certamente il fatto di usare il casco per i bambini è sicuramente una cosa importantissima per la sicurezza, e soprattutto noi scuole di sci, e soprattutto anche la scuola di sci di Falcade, consiglia vivamente l'uso del casco ai minori di 14 anni e comunque anche sopra quest'età. Quindi non è obbligatorio, ma comunque è consigliabile utilizzare il casco per un motivo di sicurezza, quindi noi consigliamo a tutti i nostri telespettatori, quando venite a sciare, di munirvi di un bel caschetto che può veramente può salvarvi, non dico la vita, ma in certi casi potrebbe salvare anche la vita, appunto. Parliamo invece dei primi approcci. Naturalmente la stagione è iniziata da poco, molte persone, come d'altra parte anche il sottoscritto, dopo aver lasciato in cantina gli sci un anno, si rimettono gli sci e magari ci sentiamo un po' tutti quanti dei grandi sciatori e vogliamo subito fare le grandi sciate inizio stagione. Come bisogna comportarsi invece? Certo, una regola principale è proprio la prudenza, quindi appena calzati gli sci, la prudenza sulle piste è forse la cosa fondamentale, non solamente per se stessi ma anche nei confronti degli altri avventori delle piste. L'altra cosa che secondo noi è importante è proprio scegliere il tipo di pista in base al livello tecnico della persona. Noi come scuola di sci siamo a disposizione di tutta la clientela del comprensorio per offrire ai principianti le prime nozioni di sci, quindi come iniziare a muovere i primi passi sugli sci, e comunque anche agli sciatori più esperti per delle lezioni individuali o di gruppo, e per portare tutta la clientela alla scoperta del territorio. Naturalmente con delle montagne, delle piste, come avete appena visto, bisogna trovare una soluzione anche per conciliare, per permettere ai giovani atleti veneti, ma non solo veneti, di poter sfruttare al meglio. Infatti qui a Falcade, pensate, qualche anno fa è nato lo Ski College, e infatti sono qui con il direttore e il preside dello Ski College per parlare di questa cosa molto particolare, che tra l'altro dove è nato un progetto nazionale veramente molto interessante. Naturalmente do il benvenuto al direttore Goffredo Bozzi e naturalmente anche al preside di questo istituto. Buongiorno, sì, è un'idea unica, quando è nata era unica, adesso sono 8 le scuole in Italia.
e sono talmente ormai famose e importanti che appunto il governo si è sentito in dovere di fare una legge nel 2002 per finanziare un progetto pilota. Descriverlo in 2 parole è molto difficile, posso dire che hanno pensato a come dovrà essere una scuola fra 10 anni, hanno provato a farlo in queste 8 scuole. Allora qui per esempio si fa lezione via internet, quando i ragazzi vanno via per motivi di studio ad esempio, hanno dei tutors, cioè insegnanti con i quali fanno ore in più per recuperare le ore che perdono, hanno orari scolastici assolutamente flessibili, hanno calendari scolastici allungati, sono tutto ciò che può agevolare uno studente atleta a fare sport in una scuola pubblica, perché questa è una scuola pubblica. In cambio però noi chiediamo che l'impegno di sport e scuola sia uguale, nel senso che se uno non si impegna a scuola non può nemmeno fare sport e viceversa. Questa è una cosa veramente molto interessante, perché molte volte si pensa che magari uno, perché è un grande atleta, un grande campione, poi però magari ha dei bonus o delle agevolazioni dal punto di vista scolastico. In questi istituti questo non avviene, cioè se uno vuole rimanere qui naturalmente deve avere degli ottimi risultati sia dal punto di vista scolastico sia dal punto di vista atletico. Sì, anche perché è dimostrato che il binomio testa-gambe ormai è assolutamente vincente. I più forti atleti sono anche bravi a scuola. È un'idea importata dai paesi del nord, soprattutto dove questa cosa c'è da molto tempo, e loro avevano dimostrato che scolarizzando di più gli atleti questi andavano anche più forti sugli sci. Eccezioni ci sono sempre, però insomma questa è una legge che vale sicuramente. Una tappa obbligatoria quando si viene qui a Falcade è certamente fare una visita al museo dedicato al grande maestro Augusto Müller. Veramente molto bello, suggestivo, circa 120 opere conservate magnificamente in questo museo che era tra l'altro l'atelier proprio del grande maestro. Sono qui con la figlia Ornella Müller, al quale chiedo di parlare appunto di questo museo che ospita circa 120 opere. Sì, qui ci sono circa 120 opere in legno, opere in bronzo, disegni, crete, gessi, e sono conservate qui in questo museo che era prima il suo atelier, per cui lui ha lavorato fino al 1985, data della sua morte. Dicevamo, grande maestro, famoso in Italia e famoso in tutto il mondo. Le opere di Augusto Müller sono ospitate nei più grandi musei delle grandi capitali europee, ma non solo. Sì, ha opere all'Ermitage di San Pietroburgo, al Pushkin di Mosca, ci sono sue opere in una cattedrale in Brasile, a Caxias do Sul, che è proprio la storia dell'immigrazione veneta in Brasile e poi insomma in Europa e in tutto il mondo. Come detto, il prossimo anno sono 20 anni, una data molto importante. Sì, 20 anni della sua morte. Ci saranno delle manifestazioni o delle ricorrenze particolari visto il ventennale? Sì, stiamo ancora pensando, stiamo ancora riorganizzando questa cosa, però ci saranno senz'altro delle manifestazioni e delle mostre. Questo museo è aperto naturalmente tutti i giorni del periodo estivo, ma anche d'inverno. Per chi sceglie Falcade per qualche giorno, per una gita fuori porto, è possibile visitarle. Come si deve fare? Si può accedere tramite internet oppure telefonandoci, oppure appoggiarsi anche all'azienda autonoma di Falcade, oppure venire qui direttamente. In linea di massima noi ci siamo sempre. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Tra pochi istanti vi aspetto, andremo ad Arabba. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando. Sapete, abbiamo perso un po' di tempo nella prima parte, prima della sigla, quindi mi hanno detto di stringere un po' perché la gente, tutti quanti voi, giustamente volete vedere le immagini, volete vedere quelli che sono i nostri servizi. Protagonista in questa puntata di Viaggiando Viaggiando è la provincia di Belluno e in questa seconda parte andiamo alla scoperta di Arabba. Siamo in centro di Arabba e basta mettere gli sci alle spalle, scarponi indossati e si può praticamente già sciare, perché Arabba è un punto veramente cruciale dove parte, in questo caso siamo ai piedi della seggiovia della Sella Ronda. Di fronte a noi abbiamo praticamente Porta Vescovo. A fianco a me una rappresentante della scuola sci qui di Arabba, Graziella Crepaz, al quale vogliamo spiegare appunto le possibilità dal punto di vista impiantistico per una persona che sceglie appunto questa località come meta per le vacanze, in questo caso di
di Natale. Sì, sicuramente questo è un punto strategico dove possiamo partire direttamente con gli sci ai piedi, partendo da questa seggiovia del Burz, facendo il giro dei 4 passi in senso antiorario, seguendo quindi il cartello verde, oppure passando da Portavescovo, dove poi c'è la possibilità di avere anche il collegamento con la Marmolada, e poi passando per il Pordoi Canazzei, seguendo il cartello arancione, quindi in senso orario. Tra l'altro con degli impianti completamente rinnovati e all'avanguardia. Sì, sono stati comunque costruiti degli impianti nuovi ad agganciamento automatico dove tutto è più veloce, si sta costruendo anche la funivia della Marmolada nuova che dovrebbe essere aperta a giorni. La zona comunque anche qui del Campolongo sono stati rinnovati tantissimi impianti aperti comunque già da qualche settimana. Sì, che tra l'altro ci sono proprio i nuovi sistemi che non serve neanche fare passare lo ski pass della macchinina, si passa tranquillamente e con un bip elettronico praticamente le file si accorciano incredibilmente. Naturalmente per quanto riguarda le piste, un po' per tutti i gusti, per tutte le scelte. Sì, siamo stati dotati di una chip card dove a mani liberi possiamo passare suonando il bip, anche molto comodo per quanto riguarda i bambini, che non dobbiamo più star lì a togliere il solito ski pass che avevamo prima e dalla tasca e passare. Siamo stati dotati inizialmente con questa chip card dove è comunque personale, non può essere prestato o comunque data a parenti o amici. E vogliamo parlare anche naturalmente di quelle che sono le vostre offerte come scuola sci. Sì, noi a livello di scuola sci organizziamo dei corsi collettivi sia per bambini che per adulti. Dal 9 di gennaio iniziamo la domenica con dei corsi di 3 ore al giorno più o meno, e il giovedì e il venerdì i bambini fanno delle giornate complete con i maestri, dove il giovedì organizziamo la gara di fine corso e il venerdì una gita turistica in base logicamente al livello. Gli adulti invece fanno il venerdì la giornata completa con una gita turistica che può essere o il giro dei 4 passi o comunque in base al livello del gruppo che abbiamo. In chiusura vogliamo fare un appello per la sicurezza. Moltissime persone sono in procinto, se non sono già partite per queste vacanze di Natale. Sì, sicuramente è molto importante seguire quello che dicono i maestri, seguire anche i cartelli che sono esposti sulle piste dove c'è scritto rallentare, fermarsi, queste cose qui sono importanti sia per adulti che per bambini. E naturalmente ricordarsi di non sentirsi supereroi e guardare il proprio grado di preparazione. Io naturalmente ringrazio la rappresentante della scuola sci qui di Arabba, Graziella Crepaz, e noi continuiamo il nostro viaggio. E dal centro di Arabba ci siamo spostati a Passo Padon, 2400 metri, siamo venuti qui perché proprio nei prossimi giorni, in cui per noi che stiamo registrando questo programma, per voi telespettatori, da pochi giorni è stato inaugurato un nuovissimo impianto, una seggiovia meravigliosa. Dopo 20 anni finalmente si arriva qui sopra in 8 minuti con una seggiovia a sganciamento automatico meravigliosa, giusto? Ilario è caposervizio di questo gioiello, è molto fiero di questa nuova seggiovia, giusto? Senz'altro, perché in tutti questi anni con la vecchia seggiovia siamo rimasti un po' indietro come impiantistica, adesso il rinnovo dovrebbe dare la svolta a rilanciare un po' la stazione. Ci avete messo un po' di tempo, però non avete voluto essere veramente grandiosi, quindi una mega la seggiovia quadriposto con la protezione, quindi si arriva su naturalmente protetti dal vento in pochissimi minuti. Una capienza oraria di quante persone? Sono 2000 persone ora. Quindi velocissimi e veramente tantissime persone possono arrivare qui. Naturalmente l'inaugurazione per noi che stiamo registrando è tra qualche giorno, però per i nostri telespettatori invece c'è già stata, quindi già in piena attività, le piste sono perfettamente innevate, il panorama, credetemi, da qui è una cosa meravigliosa. Qui di fronte a noi abbiamo la Marmolada e qui dietro cosa c'è? Qua c'è il Civetta, alle nostre spalle il Monte Pelmo, sulla sinistra le Tofane e qua davanti il ghiacciaio della Marmolada, che è la nostra attrazione per gli sciatori, perché tutti devono fare la Marmolada prima di finire la settimana bianca.
quindi bisogna assolutamente venire qui a Passo Padon. Come vedete oggi a nostra disposizione, io ringrazio per questo, abbiamo praticamente quasi un'intera scuola sci, la scuola sci Rocca Marmolada. Vedo qui all'inizio in testa naturalmente il direttore della scuola sci Rocca Marmolada. Naturalmente io ringrazio per la disponibilità, saranno con noi anche la settimana prossima quando proveremo alcune piste, parleremo anche di alcune discipline particolari, parleremo di telemark, una cosa che sapete a me piace particolarmente, quindi mi piace sempre parlare di queste discipline un po' secondarie, però specialmente richiamano il passato e sono molto, molto belle. Il direttore della scuola sci appunto di Rocca Marmolada, siete pronti per la nuova stagione naturalmente? Vogliamo parlare di quelle che sono di quella che è la vostra offerta turistica? Sì, la nostra scuola è composta di circa 20 maestri, di cui specializzati sia nelle discipline di snowboard e telemark. Allora, snowboard, telemark, naturalmente per quanto riguarda lo sci alpino è sottinteso, questo snowboard con la tavola, telemark invece è questa disciplina nobile che sta tornando molto in voga specialmente in questi ultimi anni. Sì, in questi ultimi anni il telemark è un po' ritornato di moda grazie alla sua eleganza nella sciata e un po' anche per un fatto tradizionale di costume. Voi maestri di sci naturalmente penso siete molto contenti e soddisfatti di questo grande investimento fatto qui ai piedi della Marmolada, naturalmente questa meravigliosa seggiovia. Sì, anche per noi sicuramente sarà un ritorno economico non indifferente per la struttura e per il servizio che fornirà questo impianto. Perfetto, noi fra pochi istanti siamo in chiusura di programma, l'abbiamo già fatto poc'anzi anche con i vostri colleghi di Arabba, però visto che comunque siamo all'inizio di quella che è la stagione sciistica 2004-2005, volevo chiedervi un po' un appello per quanto riguarda i sciatori. Ma senz'altro ci vuole più disciplina e sicurezza sulle piste e questo senz'altro spetta al cliente e allo sciatore stesso darla e fornirla. Sicuramente disciplina, però ci sono anche delle regole secondo me fondamentali. Vogliamo ricordare il vademecum principale, le 3 regole fondamentali per una persona che fra pochi giorni magari deciderà di venire a fare un giro qui o comunque in una stazione sciistica. Ma le regole principali sono sempre quelle di moderare la velocità, avere sempre una velocità che ti permetta di arrestarti in caso di pericolo e senz'altro poi magari prima di affrontare una pista essere sempre all'altezza della situazione e della pista che si va a fare. Perfetto, naturalmente Guido ti ringrazio. Guido, ricordo, è il direttore della scuola sci Rocca Marmolada. Io per chiudere questa puntata, però, siccome loro sono i maestri che tra pochi giorni, specialmente se venite qui, troverete nelle piste, io direi visto che comunque questa è la puntata di Natale, di presentarveli uno a uno dicendo appunto il loro nome. Dopo così chiuderemo questa puntata che per noi è stata veramente bella. Vedete, alla fine ho sofferto tutto il giorno con queste giornate qui, ma alla fine anch'io mi sono messo la tuta e gli sci, adesso mi farò sicuramente una bella sciata. Allora, iniziamo da questa parte, la carrellata naturalmente di tutti i maestri che, ripeto, troverete proprio in queste zone qui se scegliete questo compressore per venire a sciare. Il capo servizio che fa funzionare questa meraviglia? Ilario, Dario, Giancarlo, Andrea, E poi ancora? Solideo, Armando, Ugo, Carlo, Cristian, Giovanni, Guido. Naturalmente abbiamo già detto il direttore della scuola sci Guido per quanto riguarda scuola sci Rocca Marmolada. Siamo arrivati al termine di questa puntata, guardate che meraviglia, guardate che giornate, la neve fortunatamente è già arrivata, noi ne aspettiamo ancora un po', però siamo fiduciosi che nell'attesa del tempo di registrazione e di messa in onda sicuramente ci sarà ancora più neve, però vi assicuro che si può già sciare dappertutto e credetemi, la neve è veramente meravigliosa perché fra neve naturale e un po' di innevamento programmato, questa zona veramente offre per gli appassionati dello sci nordico delle piste perfettamente innevate e naturalmente battute. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Grazie a tutti quanti voi che puntualmente ci seguite, voglio ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica che è viaggiando@telechiara.it se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci delle informazioni ma anche per darci dei suggerimenti. Sapete, noi siamo sempre alla ricerca di nuovi luoghi e nuove mete. In questa puntata permettetemi di fare un
saluto particolarissimo a tutte le persone, sono sempre di più, che ci seguono attraverso il nostro canale Telechiara Produzioni di YouTube, anche a delle tantissime persone che stanno diventando nostre fan su Facebook, quindi grazie a tutti quanti. Ma torniamo a noi, grazie appunto per l'attenzione, l'appuntamento con Viaggiando Viaggiando e alla settimana prossima, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.